giusto ricordare ciò che dice Gesù, perché dove sono 2 o 3 riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, e chi non è contro di me è con me. Ciò testimonia la sua presenza oggi e per sempre con tutti noi. Oso per questo augurarvi fin da ora a questa nobile assemblea cristiana, specialmente vicini al festeggiamento del nostro santo patrono San Francesco, pace e bene. Leggere l'atto cerimoniale di elevazione dei postulanti per me oggi in questa chiesa è un grande piacere. Voi postulanti davanti a Dio state per rinnovare nello Spirito Santo la vostra nuova condizione di vita, non più una persona qualunque, ma un essere che vive in fede, misericordia, carità, lealtà, amore, giustizia, onore, audacia e rispetto. Postulanti, e voi tutti all'ascolto, vi rammento un passo cristiano che dice: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E come Cristo ha dato la vita per noi, anche noi dobbiamo dare la vita per i nostri fratelli. Nel nostro fratello vediamo la presenza di Cristo stesso e sappiamo che Gesù dice: ogni cosa avete fatto o non avete fatto a uno di questi miei fratelli, l'avete fatto o non l'avete fatto a me. Al Gran Maestro, al suo vicario, so che devo tutto me stesso. Niente per noi, Signore, niente per noi, ma per la sola gloria del tuo nome. Non nobis nomine, se di nomine tua gloria. Postulanti, avanti a Dio, al Gran Maestro dell'Ordine, ai testimoni presenti, giurerete fedeltà alla Santa Romana Chiesa, al Santo Padre, ai cardinali, ai vescovi, al clero e ai cristiani tutti e ai fratelli templari. Solo così saremo uniti nell'amore celeste dell'Immacolata, a cui siamo stati consacrati l'8 dicembre 2012 al Duomo di Taormina. Per questo in ogni atto templare per vostro nome potete giungere quello di Maria. E in omaggio al nostro santo patrono San Francesco d'Assisi, la denominazione di fratelli e sorelle. Avendo ascoltato quanto da me detto, vi sentite pronti? Lo giurate? Noi tutti fratelli del sovrano ordine monastico militare dei Templari Federiciani proclamiamo solennemente davanti a Dio nostro Padre, alla Santissima Trinità, a Gesù Cristo Salvatore del mondo, a Maria Vergine Immacolata, Madre di Dio, alle gerarchie e le potenze angeliche, agli arcangeli, al nostro santo patrono Francesco d'Assisi, ai nostri santi protettori, alla Chiesa del Dio vivente, che nell'aver voi espresso in modo chiaro, l'aver giurato, io, Gran Maestro dell'Ordine, vostra guida e vostra luce, attraverso il vostro rinnovo dello Spirito Santo, siete oggi elevati per ciò che ci unisce, ci ispira e ci guida nella vita con prudenza, giustizia, fortezza e temperanza. Voi, che dopo aver giurato siete accettati come novizi templari e affidati alla dottrina di San Bernardo, questa dottrina vi servirà per vivere da templari, la santa missione affidata da Dio e dalla Madre Celeste al nostro ordine, che combatte per affermare la fede, la parola divina nel mondo. Lotteremo, mai indietreggeremo e vinceremo contro le forze del male, perché fortificati dai nostri arcangeli, dai nostri santi protettori, in nome della giustizia divina e forti della nostra audacia. O mio Dio, eccoci a Te uniti come fratelli e sorelle templari, per realizzare e fortificare la città del nostro Re, il Cristo Re, ossia il Tempio in questa terra. Lo saremo come Chiesa, lo saremo come famiglia, lo saremo come patria, lo saremo da santi. In hoc signo vinces, Christus vincit, Christus regnat,
Christus impera, Deus vult. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sorga innanzi a me una dama, alza. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sorga innanzi a me un cavaliere, alzati. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sorga innanzi a me una dama, alza. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sorga innanzi a me una dama, alzati. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sorga innanzi a me una dama, alzati. Da fratello o sorella, tuo nella vita e nella morte, benvenuto Davide. Da fratello o sorella, tuo nella vita e nella morte, benvenuto Davide.
Da fratello a fratello, tuo nella vita e nella morte. Benvenuto cavaliere. Da fratello a sorella, tuo nella vita e nella morte. Benvenuto. Da fratello a sorella, tuo nella vita e nella morte. Benvenuta Donna. E francamente penso che una giornata così sia veramente memorabile, e più che altro la mia è solo una testimonianza di ringraziamento, ma tutto quello che è stato detto ed è stato detto bene, per cui non voglio aggiungere concetti o cose particolari, ma ringraziare veramente della vostra partecipazione. Per me è la prima volta che assisto a questa elevazione e quello che mi stupisce sono le parole che mi sono state regalate. Sono parole, ma hanno bisogno di concretezza e di vita vissuta. Io vi auguro di essere testimoni e profeti nella vita quotidiana, nelle piccole come nelle grandi cose, perché tutti possano attraverso di voi ascoltare la parola del Signore e la saggezza che viene dalla parola di Dio. Con questo spirito io vi saluto e vi accompagno perché prego per voi tutti i giorni perché siate esempi nella vita quotidiana.